Montagnana gli alpini erano associati in un gruppo già negli anni 30 del secolo scorso e quel vecchio gagliardetto su fondo nero, con orgoglio, è stato recuperato ed è tutto ciò che rimane di quel periodo. Risale al 1982 la rifondazione del gruppo Alpini di Montagnana, quando una dozzina di alpini iscritti al gruppo di Este ritennero maturi i tempi per dar vita a un gruppo autonomo. Gli alpini, ottenuta dall'amministrazione comunale la disponibilità di alcuni locali in Viale Trento, si sono messi di buona voglia a ristrutturarlo, ottenendone una sede comoda e spaziosa, al centro del quale si ergeva l'immancabile Fogolar. Dopo una ventina d'anni, però, hanno dovuto traslocare nell'attuale sede in via Fiumicello, anch'essa rimessa a nuovo dagli stessi alpini, dove si ritrovano il mercoledì sera per le ciacole ed il sabato per la cena settimanale. Davanti alla sede c'è il pennone dell'alzabandiera e accanto un cippo con sopra un cappello alpino dedicato a quelli che sono andati avanti. La solidarietà è ciò che trasmettono i loro veci senza nulla chiedere in cambio, né encomi né medaglie. E il gruppo fa del suo meglio per vivere il territorio, impegnandosi in alcune iniziative di volontariato e non solo. La festa per i 30 anni dalla ricostituzione del gruppo Alpini a Montagnana è iniziato sabato 4 maggio con il convegno su missioni di pace all'estero, interventi del servizio veterinario militare, a cui è seguita l'inaugurazione della mostra filatelico-numismatica e di cartoline storiche dedicate agli alpini, organizzata in collaborazione con il locale Circolo Filatelico. Domenica mattina, con gli occhi puntati sul cielo denso di nuvoloni, sono arrivati al piazzale Fiera per l'ammassamento i primi gruppi da Padova, Rovigo, Basso Vicentino, Basso Veronese, Cassano d'Adda e Gonars, oltre ad associazioni d'arma e di volontariato. Puntuale è arrivata anche la fanfara storica della sezione Alpini di Vicenza ed il vessillo della sezione Alpini di Verona, presenti anche le numerose autorità del territorio. Così, lungo le mura, fino a Porta Legnago, sotto la Rocca degli Alberi, nel centro storico, la lunga sfilata di penne nere ha invaso pacificamente la città murata. Accompagnati dall'inno nazionale eseguito dalla fanfara, si è alzato il tricolore su Palazzo San Micheli, sede comunale, e al suono della leggenda del Piave, alcuni alpini si sono diretti con la corona d'alloro verso la lapide che ricorda tutti i montagnanesi caduti per la patria, dall'impresa dei Mille alla Resistenza, scordati dal sindaco Loredana Borghesan, dal presidente Lino Rizzi, dal generale Gianfranco Rossi e dal capogruppo Gabriele Massignani. La folla che ha atteso lunghi portici si è poi avvicinata al palco assieme a tutti i gruppi presenti per i saluti del capogruppo, del sindaco, del generale Rossi e del presidente Rizzi, per terminare poi la mattinata in Duomo con la Santa Messa. L'ultimo momento istituzionale è stato dedicato alla consegna dei crest alle autorità. Poi le fila si sono ricomposte per l'ultimo tratto della sfilata verso Porta Vicenza e Piazzale Fiera, dove la festa è proseguita con allegra confusione fino a tardo pomeriggio, quando i gruppi sono tornati alle loro sedi con le immagini della pacifica invasione nel cuore.